L'ultima grande sorpresa annunciata poche ore fa è il concerto di Paolo Conte che torna a Venezia domenica 9 luglio, a 14 anni di distanza dall'ultima sua presenza in Laguna, sempre a luglio ma del 2009. Un'estate tutta in musica quella veneziana. Il cantautore di Asti, classe 1937, nella tappa veneziana del suo tour 2023 sarà accompagnato dal suo storico ensemble con 11 musicisti. La società Vera, braccia operativa del Comune di Venezia, è al lavoro per tutti i dettagli organizzativi dell'evento. Gli appuntamenti saranno davanti a un pubblico selezionato di 5.000 persone, composti tutti a sedere. Un'estate veneziana all'insegna della grande musica dopo i 3 concerti di Laura Pausini e la data riservata all'orchestra del Teatro La Fenice. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti, anche musicalmente parlando. La musica sarà la grande protagonista dell'estate veneziana. Tornano i concerti in Piazza San Marco il 30 giugno, l'1 luglio e il 2 luglio con Laura Pausini che con Venezia farà partire il suo tour mondiale a 30 anni, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Ma poi sabato 8 sarà la Fenice protagonista con un grandissimo concerto con tutta l'orchestra e per finire domenica 9 Paolo Conte torna dopo 14 anni per un grande concerto a fine carriera in Piazza San Marco. Pure la terraferma farà la sua parte a San Giuliano. Ma la musica continua anche in terraferma con il grande concerto dei Pinguini Tattici Nucleari il 7 luglio al Parco San Giuliano. Anche qui una data importante, la data 0, da Mestre partirà il tour italiano che toccherà tutti gli stadi, quindi loro saranno qui per una settimana per provare e il 7 luglio un grande concerto attese oltre 50.000 persone.